Appassionati di hockey pista, signore e signori, ben collegati al Palasport Giuliano Tori per la quinta giornata di campionato di Serie A1 per Hockey Sarzana contro Y-Sport Valdagno. Un saluto da Lorenzo Venè. Questa sera la quinta giornata di campionato tra Sarzana, che appunto si trova in nona posizione in classifica per i punti col Bassano, 4 punti dopo l'ultima vittoria ottenuta contro il Sandrigo, per l'appunto la prima vittoria stagionale del Sarzana, contro un Y-Sport Valdagno che si trova a 10 punti, frutto delle 3 vittorie e un pareggio delle prime 4 giornate. Sicuramente una delle squadre più in forma di questo campionato in questo inizio di stagione. Ma andiamo subito a sentire le parole dei due mister nel prepartita. Siamo con l'allenatore del Valdagno, mister Luca Chiarello. Buonasera mister. Buonasera. Per il prepartita di Sarzana-Valdagno, una partita mai banale in questi ultimi anni, ma Valdagno che quest'anno ha iniziato la stagione alla grande, 3 vittorie, un pareggio, tra le prime in classifica. Qual è il suo commento sull'inizio stagione della squadra? Ma diciamo che siamo appena alla quinta partita, quindi bisogna aspettare ancora. Sicuramente stasera è una partita complicata perché venire a fare il risultato qua penso sia difficile per ogni squadra. Penso sia la pista più difficile di tutta Italia. Il Sarzana ha perso un paio di partite, ma non vuol dire niente. Siamo all'inizio, come noi siamo all'inizio, quindi c'è ancora tempo per tutto. Valdagno è una squadra molto giovane, sia ha rinnovato, ha riconfermato diversi giocatori dall'anno scorso, giovani. E quanto è importante questa continuità per la squadra e anche questa giovane età per la squadra, per il gioco del Valdagno? Ma sicuramente sarebbe importantissimo avere una continuità, venire qua a fare almeno un risultato utile, però bisogna anche pensare che quando continui a fare il risultato, tutte le squadre che poi ti incontrano in una maniera, diciamo, che sono concentrati, ti studiano nei video, stanno molto più attenti, quindi è normale che diventa sempre più difficile. Questo noi lo sappiamo perché io, Massimo, Caneva, Cunegatti, queste cose continuiamo a dirle ai nostri giovani, perché ripeto sono giovani, hanno 20 anni, però noi siamo qua e ci crediamo. Siamo con il mister del Sarzana, mister Sergio Festa. Buonasera mister. Buonasera a voi. Per Sarzana-Valdagno, il Sarzana arriva a questa partita dopo la prima vittoria stagionale, 3-2 contro il Sandrigo, una bella vittoria che dà morale alla squadra. Cosa si aspetta mister dalla partita di questa sera contro un Valdagno che non è mai banale, specie quest'anno? Mi aspetto chiaramente una continuità di risultati, una continuità di prestazioni come abbiamo fatto finora. E mi aspetto chiaramente una partita molto fisica, molto caratteriale, perché comunque il Valdagno ha 3 vittorie, un pareggio, non è casuale, e abbiamo studiato durante la settimana gli avversari, abbiamo visto che comunque sono pieni di individualità, sono organizzati e soprattutto stanno bene. Quindi bisognerà fare molta attenzione perché ogni minima distrazione con gente molto tecnica, preparata, chiaramente ti può punire in qualsiasi momento. Quindi dobbiamo limitare i nostri errori e limitare il più possibile gli avversari. Sarà certamente una partita molto fisica, molto sentita anche per... sì, il Valdagno è una squadra molto in forma e il Sarzana questa sera con una panchina ridotta, vista anche l'impegno della 2. Sì, diciamo che c'è il ritorno di Sciavi in panchina, quindi fondamentalmente la squadra è al completo, a parte Angeletti che ha l'impegno della 2 stasera, ma comunque abbiamo lavorato bene durante la settimana, si è allenato anche lui con noi, e, insomma la squadra c'è, è pronta, e a prescindere da questa defezione di Angeletti, che comunque giocherà la sua partita con la 2 dove crescerà e farà diciamo, la sua parte, noi stasera comunque ci siamo e tutti quelli che sono a disposizione sono pronti.
Queste le parole dei due tecnici, tanto qui la pista con l'Hockey Sarzana che si presenta già. Possiamo andare a dare una rapida occhiata alle due formazioni di questa sera. Hockey Sarzana questa sera con il numero 10, il primo portiere Simone Corona, con il numero 9 Domenico Illuzzi, numero 11 capitano Davide Borsi, 17 il ritornato dopo l'espulsione Xavi Rubio, il numero 7 schierato in pista questa sera il mister Sergio Festa, poi 77 Cosimo Matugini, 78 Facundo Ortiz, 79 Mirko Tognac, 88 Francesco De Rinaldis, numero 16 secondo portiere Francesco Venea, allenatore abbiamo già detto Sergio Festa. Mentre per il Valdagno primo portiere con il numero 1 Giovanni Bovo, numero 4 Marco Tomba, numero 6 Nicolò Crocco, numero 7 Leonardo Di Qui Giovanni, numero 8 Davide Piroli, numero 10 Tiago Sanchez, 34 Pietro Lazzarotto, 55 Giuliano Giuliani, 59 Alex Borregan, numero 15 Giovanni Cunegatti, allenatore Luca Chiarello. Ok, Valdagno questa sera con la seconda divisa completamente arancione, Sarzana con la sua divisa rossonera. Qui il Valdagno in pista per la foto di squadra. L'abbiamo detto, il Valdagno quest'anno ha iniziato la stagione alla grande, 10 punti nelle prime 4 partite, infatti ottiene le 3 vittorie e un pareggio. Il pareggio proprio come il Sarzana, un 3-3 contro il Monza. Per quanto riguarda invece le 3 vittorie, il Valdagno vince con il Montebello, con il Follonica e poi l'ultima giornata un 4-0 netto contro il CGC Viareggio. Ok, Sarzana che invece arriva a questo incontro dalla grande vittoria, la prima vittoria stagionale, come detto, fuori casa contro il Sandrigo, un 3-2, una partita combattuta in cui il Sarzana non è riuscita a superare quel unico gol di vantaggio, gol che però vale i fondamentali 3 punti questa sera per replicare e portarsi a 10 punti in classifica, a 7 punti scusate in classifica. Tribune che si stanno riempiendo, lo stesso vale anche per le curve delle due squadre, ormai mancano pochissimi minuti. Squadre che nella passata stagione hanno ottenuto un pareggio nella gara di andata, un 3-3 a Viareggio e un 4 a Valdagno e un 4-2 a Sarzana, la vittoria per i rossoneri. A dirigere l'incontro questa sera gli arbitri saranno Filippo Fronte da Novara e Vincenzo Marinelli da Giovinazzo, arbitro ausiliario Matteo Righetti di Sarzana. Ecco che vedete le squadre schierate in pista per il saluto di rito alle tribune e all'intero palazzetto. Questa sera si giocano diverse altre partite sicuramente interessanti. Alla stessa ora giocano Follonica e Forte dei Marmi, la stessa partita che abbiamo visto nel Supercoppa Italia vinta dal Follonica. A giocare poi ci sono Sandrigo Lodi e Monza Grosseto. Alle 9 iniziano invece Valdagno Trissino, mentre domani si svolgeranno le partite Bassano Giovinazzo e Montebello Novara. Oggi a condividere la pista con i suoi ci sarà anche, come detto, il mister Sergio Festa, che ha già esordito come giocatore quest'anno nella scorsa partita contro il Sandrigo per l'assenza di Xavi Rubio. Partita con il Sandrigo, come detto, terminata 3-2. Hanno trovato la rete, la prima rete stagionale per il Sarzana, Davide Borsi, Francesco De Rinaldis, e con la nuova maglia ha trovato la rete anche Cosimo Matugini. Per quanto riguarda il discorso reti, questa sera il Sarzana deve affrontare una delle squadre con l'attacco più in forma sicuramente del campionato.
come detto 19 reti fatte nelle prime 4 partite per gli uomini di mister Chiariello. Vediamo intanto i quintetti iniziali delle due formazioni. Per il Valdagno sembra che il quintetto iniziale vedrà Borregan, Di Qui Giovanni, Sanchez e il capitano Giuliano Giuliani, mentre in porta Giovanni Bovo. Capitano Giuliano Giuliani, il nuovo capitano dopo la partenza di Davide Motaran, argentino classe 2005, cresciuto nel Concepción, con cui è rimasto fino alla stagione 2021-22. Nel Valdagno ormai per la terza stagione consecutiva. Nella passata stagione mise a segno 26 reti in campionato. Quest'anno per ora è solo a 5 nelle prime 4 partite. Siamo in attesa di comprendere quale sarà il quintetto iniziale schierato da mister Festa. Ecco qua i 4 uomini di movimento davanti a Corona. Vedremo evidentemente De Rinaldis, Borsi, Xavi Rubio e Ortiz. Tutto è pronto per iniziare con la pallina. Inizierà il Valdagno, squadra ospite. C'è Di Qui Giovanni insieme a Giuliani. Ecco Di Qui Giovanni che la cede indietro per Sanchez e subito il primo tiro della gara, pericoloso qua il tiro da lontanissimo del portoghese Sanchez, già messo a segno 7 reti in questa stagione, miglior marcatore della sua squadra almeno finora. Gestire ora il possesso palla il Sarzana con Ortiz, Rubio, di nuovo Facundo Ortiz sulla fascia sinistra, finta in avanti per De Rinaldis, ma mantiene la pallina Ortiz, infastidito da Borregan. Riesce a recuperare la pallina il Valdagno. Sanchez per Giuliano Giuliani, ma non riesce a concludere l'azione il capitano del Valdagno. Allora Borsi, il tiro di Borsi, respinge con il guantone Bovo. Fischio dell'arbitro, c'è il fallo commesso dal Valdagno. Potrà ripartire da oltre la metà campo il Sarzana. Sulla pallina Borsi, ecco che è già ripartito il Sarzana. Rubio, Ortiz, seguito da Borregan, allora si torna da Rubio. Ora Davide Borsi. Poche possibilità da davanti, Borsi tenta di allontanare questa pallina ma scadono i secondi. Riparte allora il Valdagno. Giuliano Giuliani, scambio con Borregan. Sanchez riesce a mantenere il possesso palla il Valdagno sulla metà campo, sta molto larga intanto la difesa del Sarzana in questa marcatura a uomo che però concede quei metri almeno oltre la metà campo. Ben recuperata la pallina dal Sarzana. Borsi sfida il tiro e va da Rubio, la rete! Primo gol del Sarzana, primo gol con la nuova maglia di Xavi Rubio. Dopo poco più di un minuto il Sarzana è in vantaggio, 1-0 per i rossoneri. Gran pallina recuperata da Davide Borsi che finta il tiro, poi cede, scarica all'indietro verso Xavi Rubio che non se lo fa dire 2 volte, non se lo fa ripetere, la schiaffa dentro e firma l'1-0. Ma siamo già ripartiti intanto con questa azione del Valdagno. Di Qui Giovanni infastidito davanti a Corona, non riesce però a trovare il tiro pulito, nulla di fatto per il Valdagno in questa occasione. Si riparte allora dal Sarzana che scade però, termina però il tempo a disposizione per superare la metà campo. Tra ripartire campo, ben recuperata la pallina della Sarzana. Borsi svita il tiro e va da Rubio la rete. Ben recuperata la pallina della Sarzana. Borsi svita il tiro e va da Rubio la rete. Passa sotto la figura di Bovo. Azione troppo veloce per lo spostamento del portiere. Sarzana che ora deve gestire questo vantaggio.
Tanto c'è la punizione per il Valdagno là dentro all'area, di cui Giovanni ad infastidire la visuale del portiere. 3 uomini sulla pallina, Borregan riceve, scambia con Giuliani. Buone le finte di Giuliani, ma c'è il fischio dell'arbitro e fallo di squadra commesso dal Valdagno. Si riparte allora dal Sarzana. Rubio, tiro di Rubio, tenta la deviazione qui il Luzzi, ma non è efficace. In ogni caso il possesso palla è ancora dei rossoneri. Borsi là davanti per De Rinaldis, che al volo la manda verso Rubio. Eccolo Rubio che lotta contro 2 uomini del Valdagno. Si scaraventa qua De Rinaldis per raggiungere quella pallina, non riesce. Ci arriva Giuliani che tira, rovescio di Giuliani, non riesce a superare il guantone di Corona. Allora il Sarzana prosegue il suo possesso palla. Il Luzzi, scambio con Borsi. De Rinaldis, ancora Borsi, ora il Luzzi. Marcatura del Valdagno molto avanzata in questo frangente, non vogliono restare assolutamente in situazione di svantaggio. Qua la deviazione di De Rinaldis sulla pallina molto intelligente di Davide Borsi. Non riesce però a trovare la porta il classe 88 sarzanese. Allora il gioco del Valdagno. Sanchez, bel tiro da bella posizione. Ora dall'altra parte Borsi, tiro molto potente, para bene con lo spallaccio qua Bovo. Un'altra occasione per il Sarzana, non riesce a concludere a dovere qua De Rinaldis, gli copre bene il tiro Borregan, che ora gestisce il contropiede. Alex Borregan avanti per Giuliani, taglio di Borregan, lo scatto di Giuliani, poche occasioni però là davanti, poche spiragli, poche opportunità. Eccolo il tiro di Giuliani, stoppa bene però con la stecca il Luzzi, che ora deve gestire questo possesso palla chiuso all'angolo. 2 uomini su di lui, alla fine è costretto a commettere fallo qua il Luzzi. Tra ripartire il Valdagno da là davanti, già battuto Borregan, scambia con Giuliani in 2 tempi, riesce a stoppare questa pallina il capitano argentino. È finta del capitano qua, scambio con Borregan, il tiro di Borregan, piatto potente, non trova però la porta. Recupera bene il Sarzana e può ripartire. Xavi Rubio, finta di Rubio, si allarga verso destra dello scambio con De Rinaldis che tira al volo. Un'altra occasione, qui la pallina di De Rinaldis verso Rubio, non si intendono bene i 2 giocatori, l'azione che sfuma. Qui un'altra occasione per il Valdagno, Sanchez che la manda molto larga, lontana dalla porta, e la respinge direttamente Corona. Riesce a recuperare bene la pallina il Sarzana. Il Luzzi, al volo De Rinaldis, porta praticamente vuota, non riesce però a colpire bene la pallina Francesco De Rinaldis. È stato già fermato qua il contropiede del Valdagno, può ripartire il Sarzana. Il Luzzi in qualche modo la mantiene Domenico il Luzzi, la cede a Rubio, ancora il Luzzi, scambio con De Rinaldis, ancora Domenico il Luzzi. Rubio sulla fascia, Rubio velocissimo ma recupera bene Sanchez, come non detto di nuovo Rubio, ma si mette in mezzo Borregan e fa ripartire il Valdagno. Borregan, che tiro di Alex Borregan, bel rovescio, para bene con il guantone però Simone Corona e tiene salvo il Sarzana. 5 minuti e mezzo sul cronometro, siamo sempre sull'1-0. Gestire ora il Valdagno. Sanchez, che tiro potente, che rete del Valdagno, l'ha messa dentro Thiago Sanchez, rete stupenda qua del portoghese, classe 2004, tiro potentissimo, sembra sopra la spalla destra di Corona, sì, sul primo palo, un tiro veramente potente. Gol numero 8 del classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Benfica, la grande novità del Valdagno di quest'anno. Tiro di piatto veramente potente. Tanto qua siamo già ripartiti
appena entrato per il Sarzana Facundo Ortiz al posto di De Rinaldis, che per l'appunto ha già ottenuto un fallo di squadra. Secondo fallo di squadra commesso dal Hockey Valdagno. Battere proprio Ortiz che cede a Illuzzi. Ortiz, scambio con Borsi. Ora Rubio in avanti per Borsi, fastidito da Di Qui Giovanni, riesce a mantenere pallina a Borsi, scambio con Rubio, il tiro, anzi la finta di Rubio, questa pallina in avanti verso Illuzzi che però non riesce a gestire bene. In ogni caso c'è il fallo commesso dal Valdagno, batte subito il Sarzana. Rubio, ora Borsi, possibilità di tiro, Borsi tira con il rovescio da lontano, il tiro però viene stoppato bene. In ogni caso il possesso palla ancora del Sarzana. Ortiz manda questa pallina verso Illuzzi, ma recupera bene il Valdagno. Allora Giuliani scambia con Sanchez, ancora Giuliani, velocissimo Giuliani sulla destra, il rovescio di Giuliani, ma para senza difficoltà Corona. Ripartenza allora del Sarzana. Ortiz fa vedere Rubio, eccolo che riceve pallina, scambio con Borsi. Rubio, Illuzzi in qualche modo fa arrivare questa pallina a Borsi, scambio ora con Ortiz, si torna da Borsi, Borsi, il tiro di Borsi prende in pieno la figura di Giuliani, può ripartire allora il Valdagno. Thiago Sanchez ci riprova una volta con il suo tiro di piatto, però deviato questa volta. Un'altra occasione per il Valdagno e rete. 2-1 per il Valdagno, l'ha messa dentro questa volta Leonardo Di Qui Giovanni. Rimonta completata dal Valdagno a 17:40 dal termine. La rivediamo la rete, recupera benissimo la pallina Thiago Sanchez e manda Di Qui Giovanni da solo contro Corona, che tira al volo e sorprende il nostro numero 10. Rimonta effettuata dal Valdagno appunto con Di Qui Giovanni che segna la sua prima rete stagionale, tanto chiamato il primo time out della gara, chiamato dal Valdagno. Di Qui Giovanni classe 2004, nato a Valdagno ma cresciuto nelle giovanili del Trissino, con cui è esordito in prima squadra nella stagione 2020-2021. 2022 passa poi al Sandrigo, nella scorsa stagione si è trasferito nel Valdagno segnando 16 reti nell'arco del campionato. È arrivata proprio questa sera la prima rete stagionale. Intanto si fanno sentire gli ultras sarzanesi durante il time out che Mister Festa dovrà sfruttare al massimo per ritrovare la mentalità buona dei suoi, che avevano portato il Sarzana sul 1-0, un 1-0 dopo poco più di un minuto. Gran mentalità invece negli ultimi minuti, quella della formazione vicentina, che esegue il tanto ricercato ribaltone. Ecco che è ripartito il Sarzana, nessuna variazione in pista per le due squadre. Con la pallina Borsi, scambio con Ortiz, in avanti recupera Illuzzi, scambio con Rubio, Ortiz torna da Rubio, scambio con Illuzzi, questa palla in avanti alla ricerca di Borsi, i due però non si intendono bene, Borsi era molto lontano da dove è finita la pallina, può ripartire allora con calma il Valdagno. Giuliani scambia con Sanchez, scadono però i secondi a disposizione del Valdagno, può ripartire il Sarzana. Già ripartiti i rossoneri. Illuzzi, tanto spazio per lui, scambio con Rubio, si torna da Illuzzi, a infastidire c'è Bovo con la stecca direttamente dalla porta. Ancora i passaggi rapidi sulla fascia del Sarzana. Ortiz scambia con Illuzzi, approfitta del movimento di Borsi, il tiro di Illuzzi, ma la buona parata di Bovo salva il Valdagno. Ora c'è il terzo
fallo di squadra commesso dal Valdagno. Può ripartire il Sarzana da posizione molto interessante, dall'angolo basso dell'area vicentina. Pallina ora per Rubio, blocco di Ortiz, il blocco però falloso qua dell'argentino nei confronti di Thiago Sanchez. Può ripartire il Valdagno dopo questo primo fallo di squadra commesso dal Sarzana. Proprio Thiago Sanchez con la pallina. Sanchez si muove bene in mezzo a due, ma recupera il Sarzana. Ripartenza di rossoneri, Rubio in avanti verso il Luzzi. Si torna da Rubio, tanti uomini là davanti da servire. Ecco che la pallina va da Ortiz, indietro per il Luzzi. Il tiro di Luzzi, accompagnato morbido qua di Luzzi, che ora esegue anche il secondo fallo di squadra del Sarzana su Di Qui Giovanni. Qui Giovanni che lamenta una steccata in pieno braccio, se vorrebbe una sanzione maggiore, ma l'arbitro ha già deciso fallo di squadra numero 2 per il Sarzana. Riparte allora il Valdagno con Borregan. Ora Giuliani, ancora Borregan. Giuliani da ultimo uomo del Valdagno, scambia ora con Sanchez, ancora il capitano sulla fascia destra Giuliani. Poche opportunità per lui, allora torna indietro da Borregan. Il tiro di Borregan prende in pieno la figura di Luzzi, ma la pallina è ancora in possesso del Valdagno. Giuliani, gran gioco di Giuliani che si gira bene, trova anche un accenno di tiro, non riesce però a eseguirlo con la correttezza giusta. Nulla di fatto per il Sarzana. C'è ora il fallo però a interrompere l'azione rossonera, fallo commesso da Ortiz che si intromette nella lunetta di Bovo. Può ripartire allora il Valdagno. Valdagno che esegue la sua prima sostituzione, fuori Di Qui Giovanni. Al suo posto entra Lazzarotto, eccolo con la pallina, il numero 34 Pietro Lazzarotto. Qualche difficoltà, stoppa questa pallina su di lui il pressing del capitano sarzanese. Lazzarotto che manda la palla direttamente da Corona. A gestire da ultimo uomo ora Rubio, scambio con il Luzzi. Blocco di Ortiz, partito il Luzzi da solo, il Luzzi. Questa palla in avanti verso Borsi, non si intendono però i due, sfuma malamente l'azione del Sarzana. Con la pallina però c'è ancora il rossonero, il Luzzi. Scambia con Borsi che però non riesce a raggiungere questa pallina. Allora contropiede del Valdagno, Sanchez per Borregan che tira al volo ma non riesce ad elevare questa pallina. Contropiede ora del Sarzana, il Luzzi, Rubio. Ripartenza del Valdagno, Sanchez. Che tiro potente di Sanchez, qui prende in pieno il palo del Sarzana che sposta anche la porta. Dall'altra parte intanto proprio il Sarzana, Rubio. Non riesce a concludere qua Rubio, ma ancora la pallina. Pallina che finisce ora dalle parti di Corona. A gestirla è Borsi, scambia con Ortiz che però non stoppa bene. Minuti frenetici questi ultimi tra due squadre che stanno dando tutto, un continuo ribaltamento di fronte dopo il tiro potente di Sanchez, poi subito il contropiede del Sarzana. Ora intanto viene fischiato il fallo del Valdagno, ma soprattutto il secondo time out chiamato proprio dal Valdagno. Tanto i risultati in diretta delle partite di stasera: Follonica Forte dei Marmi, siamo sempre sullo 0-0, Sandrigo Lodi un 1-1, Monza Grosseto 1-1, CGC Viareggio Trissino, iniziata da appena 5 minuti, ancora sullo 0-0. Sarzana certamente più aggressivo in questi ultimi minuti, c'è da dire anche il Valdagno ha trovato tante occasioni buone, basti pensare a quest'ultimo palo clamoroso di Thiago Sanchez. Ritornata già in pista la formazione di Chiarello, rientrato in campo Di Qui Giovanni e insieme a lui per la prima volta questa sera Davide Piroli.
Un attimo di sosta per Borregan e Giuliani, ma c'è una sostituzione anche per il Sarzana. Per la prima volta questa sera fuori Domenico Illuzzi, al suo posto rientra De Rinaldis. Vediamo se là davanti con le deviazioni e i rimpalli giusti saprà farsi sentire Francesco De Rinaldis, proprio lui con la pallina. Ortiz al volo, buona occasione per il Sarzana. Facundo Ortiz non riesce però a levare questo tiro e a superare Bovo. Gestire la pallina ora Piroli, davanti per il compagno Lazzarotto, che non riesce però a mantenere il possesso palla. Ripartenza allora del Sarzana. Ortiz, il tiro di Ortiz, però proprio sul pattino di Sanchez, pallina che finisce molto lontana dalla porta. Può ripartire allora il Valdagno di qui Giovanni. Questa pallina è in avanti, non trova il compagno giusto. Riparte allora il Sarzana. De Rinaldis, Rubio, scambio con Ortiz, ancora Xavi Rubio, tiro di Rubio indirizzato verso il primo palo, non trova però la porta Xavi Rubio. Contropiede del Valdagno, Piroli lasciato molto solo davanti alla porta, un corridoio davanti a lui, para bene Simone Corona. Ora Lazzarotto, rovescio del numero 34 Pietro Lazzarotto, trova la risposta di Corona. Intanto dall'altra parte De Rinaldis, 3 uomini a inseguirlo praticamente. Francesco De Rinaldis vola a terra ma si rialza in tempo per recuperare la pallina. Francesco De Rinaldis, su di lui il pressing di Piroli e di qui Giovanni. Cerca di farsi vedere in mezzo Borsi, ora Ortiz, questa palla era per lui ma non arriva nella maniera corretta. Ripartenza del Sarzana, velocissimo Rubio in area per Ortiz, che non riesce a colpire al volo. Una pallina alta per il tiro al volo di Ortiz, che non riesce a trovare il tempo giusto. Contropiede ora del Valdagno gestito da Thiago Sanchez. Ora Lazzarotto in avanti per Piroli, di qui Giovanni. Lazzarotto, ancora di qui Giovanni, Piroli. Gioco del Valdagno molto largo, alla ricerca di allargare anche la difesa sarzanese. Intanto qua il tentativo di Sanchez, para con il pattino Simone Corona. Piroli in avanti per di qui Giovanni, eccolo Lazzarotto, tiro che pallina che arriva direttamente in porta. Ancora una volta il guantone di Corona, il tiro al volo di qui Giovanni, incredibile qua da posizione defilatissima, la doppietta del classe 2004 Leonardo di qui Giovanni. Questa palla velocissima per lui, che praticamente era praticamente in linea con la porta, riesce a spiazzare Corona. Lo rivediamo qua, quello che esce dal dietro porta e praticamente in linea con Corona riesce a superare il portiere e portare il Valdagno sul 3-1. Secondo gol per lui questa sera, secondo gol per lui in questa stagione. Ripartito intanto il Sarzana, che rivede in pista Illuzzi e per la prima volta questa sera Cosimo Mattugini. Attimo di fiato per De Rinaldis e Ortiz. Gestire ora la pallina c'è Thiago Sanchez, marcato da Mattugini. Lo scatto di Sanchez, questa palla in mezzo per di qui Giovanni, che non riesce a tirare al volo. Ancora pallina per Sanchez, dietro porta si fa sempre vedere di qui Giovanni. Sanchez tenta il dribbling su Mattugini. C'è ora il fallo di squadra commesso proprio dal portoghese. Quarto fallo di squadra questa sera del Valdagno. Con la pallina ora, sulla pallina ora per la battuta Illuzzi e Borsi. Ecco che prende palla Borsi, possibilità di tiro ma la traiettoria era un po' troppo coperta. Si torna da Rubio, che però non riesce a mantenere il possesso palla.
recupera quindi Sanchez, indietro per Lazzarotto, Sanchez, ancora per Lazzarotto, dietro per Di Qui Giovanni, Sanchez, finta il piatto Sanchez, poi lo scatto ora indietro per Lazzarotto, Piroli, ora Lazzarotto, le finte e ora il tiro che però non si eleva molto, nessun problema per Corona. E ora il tiro di Borsi, un po' centrale, para bene Bovo, contropiede ora del Valdagno, Sanchez tenta il passaggio di ritorno verso l'area, non riescono però a concludere gli uomini di Chiarello a gestire il possesso palla. Ora il Sarzana, Rubio ora per Borsi, ancora Xavi Rubio, scambio con il Luzzi, scadono però i 5 secondi, si ripartirà dal Valdagno. Sulla pallina Lazzarotto, eccolo che scambia con Piroli, avanti per Di Qui Giovanni, Sanchez, Piroli, ultimo uomo Piroli, su di lui la marcatura di Mattugini. Alla fine scadono i secondi per il Valdagno, si ripartirà dopo il terzo time out di questo primo tempo, questa volta chiamato dalla panchina sarzanese. Qui vediamo che rientra in pista per il Valdagno Borregan, insieme a lui il capitano Giuliani al posto di Sanchez e Di Qui Giovanni, mentre formazione del Sarzana che si aggiorna con l'ingresso di Ortiz al posto di Rubio. Sarzana che deve assolutamente ritrovare la lucidità che ha avuto nei primi minuti di gioco, creare quanto si sta creando, ma con un po' più di freddezza forse sotto porta. Valdagno che deve gestire questo doppio vantaggio quando mancano 8 minuti e 46 secondi al termine del primo tempo. Squadre richiamate in pista. Si ripartirà dal possesso palla del Sarzana. Sulla pallina il capitano Borsi, dietro a lui il Luzzi, ma la pallina va verso Ortiz, eccolo che tira Ortiz. Tiro sporcato dal pattino di Borregan. Ora a lottare per il possesso palla c'è Borsi, che però commette fallo. Riparte allora il Valdagno con Piroli, scambia con Giuliani, Piroli avanti per Borregan, si torna ora da Lazzarotto, Borregan scambia con Piroli, avanti per Lazzarotto, Giuliani tira praticamente dalla sua area. Giuliani, questo tiro che rimane sotterra. Intanto il tiro di Ortiz, qui vola a terra Giuliani e c'è il fallo di squadra commesso da Domenico Illuzzi. Qui va però a spiegarsi il giudice di gara con Giuliani, evidentemente per una reazione. Giuliani voleva una sanzione in più, Illuzzi invece si lamenta di una simulazione. L'arbitro però ha già deciso, terzo fallo di squadra commesso dall'Hockey Sarzana. Sulla pallina Piroli, scambia con Lazzarotto, di nuovo Piroli, pressing di Mattugini su Piroli, fallo commesso dai sarzanesi. Già ripartito il Valdagno che segue questa azione velocissima, tiro al volo di Borregan, pallina che finisce però sugli spalti. Si ripartirà da possesso palla del Valdagno dopo evidentemente la deviazione dei rossoneri. In attesa del recupero, ecco che viene recuperata la pallina.
cerca di farsi vedere là in mezzo all'area Piroli. Ultimo uomo rimane Lazzarotto. Ecco il fischio dell'arbitro, riparte il Valdagno. Il Luzzi recupera bene pallina, il Luzzi 2 su di lui, non riesce il numero 9 a concludere l'azione. Dall'altra parte Giuliani, scambio con Borregan potente, lo spagnolo non riesce a raccogliere questo passaggio. Commettere ora il fallo è di nuovo il Luzzi. Potrà ripartire allora il Valdagno. Giuliani, sta palla indietro verso Piroli, non riesce però il classe 90 a raccogliere questo suggerimento. Potrà ripartire il Sarzana da posizione avanzata. Tanto un altro cambio per i rossoneri, fuori il Luzzi, al suo posto rientra Xavi Rubio. Da davanti Borsi, scambia con Ortiz, pallina per Rubio, di nuovo Borsi, Ortiz, ora Rubio. Gioco veloce del Sarzana, ricerca dello spiraglio per inserirsi, eccolo la pallina per Matugini. Rubio, di nuovo Borsi, il tiro di Borsi, caricato bene questo tiro di piatto, non ha trovato però la porta il capitano sarzanese. Per la pallina ora il Valdagno con Lazzarotto, pressing del Sarzana, ben recuperata la pallina da Matugini. Ora Ortiz manda questa palla in mezzo, Facundo Ortiz non trova però bene il compagno. Allora il Valdagno dall'altra parte, Lazzarotto, interrotto bene qui il suo contropiede da Matugini. Qua la steccata di Ortiz, evidentemente considerata grave dal giudice di gara. Un altro fallo di squadra commesso dall'Hockey Sarzana. Tanto Piroli sostituito da Di Qui Giovanni. Rientra anche Sanchez per il Valdagno, ripartito il Sarzana. Qua c'è il fallo di squadra commesso da Ortiz ai danni di Thiago Sanchez, non si capacita qua Facundo Ortiz. C'è stata la lotta tra Ortiz e Sanchez sulla balaustra. Sesto fallo di squadra commesso dai rossoneri questa sera. Tanto mi correggo sulla sostituzione del Valdagno, non è entrato Di Qui Giovanni bensì Crocco, Nicolò Crocco, classe 2005, per la prima volta in pista questa sera. Proprio lui con la pallina adesso a battere questa punizione per il Valdagno. Pallina per Giuliani, il tiro di Giuliani sporcato bene dalla scivolata qua di Ortiz. A lottare per la pallina Crocco, Matugini e Rubio. C'è il fallo del Valdagno, può ripartire allora il Sarzana. Rubio scambia indietro per Ortiz. Ora Rubio all'indietro per Ortiz, questa palla imprecisa. Fanno scadere i 5 secondi gli uomini di mister Festa. Ancora una volta si ripartirà dal Valdagno là davanti, ecco che ha già battuto la formazione vicentina. Borregan all'indietro per Sanchez, si fa vedere là davanti proprio Borregan che riceve di nuovo palla all'indietro per Crocco che però non stoppa bene. Scadono i secondi a disposizione del Valdagno, può ripartire il Sarzana dall'angolo basso dell'area valdagnese. Borsi e Matugini sulla pallina alla ricerca della seconda rete stasera quando mancano poco meno di 6 minuti al termine del primo tempo. Borsi dentro l'area, riesce bene ad entrare, poi non è in grado di concludere l'azione. Questa pallina per Ortiz, recupera Matugini ma non trova la porta con questa conclusione. Ora Borsi scambia con Ortiz, riesce a mantenere palla Ortiz, la lotta con Borregan. Ortiz, un altro fallo qua di Ortiz per stecca alta. Riparte il Valdagno. Crocco scambia con Giuliani, velocissimo Giuliani, palla deviata, finisce altissima, addirittura sugli spalti. Ma c'è un'altra interruzione, c'è il quinto time out di questo primo tempo. L'altro time out chiamato dall'Hockey Sarzana.
minuti frenetici in cui il Sarzana si sta facendo prendere sicuramente emotivamente. Quando la pallina non entra è difficile a livello mentale, poi un fallo commesso dopo l'altro sicuramente non aiutano il morale della squadra. Valdagno che deve gestire questo 3-1 che sta andando avanti da diversi minuti. Poi rivediamo le ultime azioni della gara. Tanto Sergio Festa che tenta di imprimere nei suoi la lucidità giusta per eseguire gli schemi corretti, per concludere bene questo primo tempo con almeno un'altra rete. Sarebbe importante concludere il primo tempo almeno con un gol di scarto piuttosto che due. Valdagno che torna in pista con la formazione invariata. Lo stesso si può dire per il Sarzana. Sulla pallina Crocco e Sanchez, vediamo se tirerà direttamente il portoghese con il numero 10. Eccolo il tiro di Sanchez, prende in pieno la barriera, in pieno Xavi Rubio che con la deviazione manda questa pallina fuori direttamente dalla panchina. Si riparte dal gioco fermo per il Valdagno. Sanchez all'indietro per Giuliani, qui atterrato il Luzzi, ma è tutto regolare per l'arbitro. Pallina per Sanchez, pallina che va direttamente da Corona, ma recupera bene il Sarzana. Rubio, ben interrotto da Sanchez, però riesce a recuperare la pallina la formazione rossonera. Rubio per Mattugini, da dentro l'area Mattugini, non riesce a trovare il tocco giusto Cosimo Mattugini. Mattugini che ricordiamo ha trovato la sua prima rete con la nuova maglia nella scorsa partita contro il Sandrigo, che ha consentito al Sarzana di ottenere i suoi primi 3 punti di vittoria stagionali. Il palo pieno qua di Domenico Illuzzi, fortunato qua il Sarzana, era una buona occasione, ben servito Illuzzi da dietro porta da Facundo Ortiz. Tanto contropiede dall'altra parte per il Valdagno. Giuliani per Crocco, scambia con Thiago Sanchez, dietro per Giuliani. Giuliani prende in pieno i parastinchi del Sarzana, del giocatore sarzanese, e riparte allora la formazione rossonera. Illuzzi, fa vedere là dietro Ortiz, eccolo che riceve pallina, blocco di Illuzzi, può partire Ortiz, bel tiro di rovescio di Facundo Ortiz, non riesce però a trovare la porta. Ripartenza allora del Valdagno con Thiago Sanchez, questa pallina però non riesce a entrare bene dentro l'area. Ripartenza allora del Sarzana, potenziale superiorità numerica, sbaglia malamente il suggerimento qua Ortiz. Ripartenza del Valdagno e la rete di Thiago Sanchez, rete numero 4 questa sera. Valdagno che si porta sul 4-1 a 3 minuti e 37 dal termine, rete numero 9 per il portoghese in questa stagione. Contropiede molto ben gestito dal Valdagno, che sfrutta al massimo il grave errore offensivo del Sarzana. Era ripartito in contropiede con una buona superiorità numerica, poi il suggerimento all'indietro di Ortiz, ben interrotto dal portoghese, che da solo contro Corona sgancia questo missile sul secondo palo. Siamo già ripartiti però con il possesso palla del Sarzana. Xavi Rubio scambia con Ortiz, fa vedere là davanti il Luzzi, ma interrompe bene Sanchez, ancora lui Sanchez, sta palla in mezzo in cerca di Borregan, però non riesce a ottenere pallina. Ben interrotta la difesa sargianese questo suggerimento, tanto però il fischio dell'arbitro sembra che sarà rigore per il fallo in area commesso da Crocco. Occasione d'oro per il Sarzana di riportarsi in partita. A battere
Xavi Rubio alla ricerca della seconda rete di questa sera e stagionale. Xavi Rubio contro Bovo. A chiarirsi sulla posizione dell'arbitro. Rubio che tenterà con il piatto di superare il classe 2000 Giovanni Bovo in attesa del fischio. Ecco che il fischio arriva, la finta di Rubio, il tiro e poi la parata di Giovanni Bovo sul tiro di piatto che rimane un po' centrale, però la pallina è ancora là davanti. Illuzzi scambia con De Rinaldis, gran passaggio di Domenico Illuzzi. De Rinaldis non trova il tempo giusto per tirare e trovare la rete, la seconda rete del Sarzana. Tanto si sposta alla porta del Valdagno, viene chiamato l'ingaggio a 2. Non è per niente d'accordo Illuzzi, che chiede spiegazioni al giudice di gara. Giudice di gara che però ha già preso la sua decisione, si tratterà da questo ingaggio a 2. Tanto 2 minuti 43 secondi al termine del primo tempo. Sul punto di battuta Giuliani e De Rinaldis. Ecco il fischio, già ripartiti, recuperata la pallina dal Valdagno, quindi Borregan in avanti per Crocco. Questa palla geniale di Crocco verso Thiago Sanchez, pallina però persa dal Sarzana, già recuperata infatti dal Valdagno. Borregan, scambio con Crocco, in avanti per Sanchez, su lui la marcatura di Ortiz, c'è il fallo commesso dal Valdagno, riparte allora il Sarzana. Xavi Rubio invita i suoi a proseguire lo scatto e farsi vedere là davanti, scambio con Illuzzi, ultimo uomo, si fa vedere Xavi Rubio, ma Illuzzi tenta di inserirsi da dietro porta. Eccola la pallina verso De Rinaldis, che però non riesce a stoppare bene. Fallo di squadra già battuto dal Sarzana. Illuzzi non riesce a far arrivare questa pallina a De Rinaldis. Nulla di fatto ancora una volta per l'Hockey Sarzana. Allora riparte il Valdagno con Giuliani, scambia con Crocco, dietro per Sanchez. Borregan, Giuliani, uno contro Ortiz, sgancia questo tiro sul secondo palo, non trova però la porta il capitano del Valdagno. Sulla pallina ora Illuzzi, cerca di farsi vedere dentro l'area sempre De Rinaldis, ma non c'è lo spiraglio giusto per farsi servire da Domenico Illuzzi. Si torna allora indietro da Rubio, blocco di Ortiz, il tiro di Rubio, ancora un'altra occasione per Rubio, trova effettivamente il tiro, posizione molto defilata, non era facile da lì, ma dall'altra parte Giuliani trova la rete del 5-1. Quarto gol di scarto messo a segno da Giuliano Giuliani, prima rete per lui questa sera, sesta rete stagionale per il capitano argentino. Rivediamo qua l'azione velocissima, buca Corona. Siamo già ripartiti però con il contropiede di Illuzzi, pallina persa, riparte allora il Valdagno, di qui Giovanni, il tiro pieno sul pattino di Ortiz, ma la pallina di nuovo del Valdagno. Crocco in qualche modo riesce a gestire questa pallina sporca e trovare il tiro che però va molto alto sopra la porta di Corona. Tanto 35 secondi al termine del primo tempo. De Rinaldis riesce a recuperare la pallina del Valdagno. Crocco in mezzo per di qui Giovanni, che tira al volo e trova però il casco di Corona. Dall'altra parte Illuzzi, il tiro al volo di De Rinaldis, ma c'è la parata di Bovo. Un'altra occasione per il Sarzana vista da Rubio, ma nulla di fatto. 5 secondi. Sanchez, sembra che le squadre si accontenteranno del 5-1 per questo primo tempo. Sarzana che aveva iniziato la partita al massimo con
quella rete dopo poco più di un minuto, poi il rimontone del Valdagno ed ora dilaga la formazione vicentina, un 5-1 concluso proprio dal capitano Giuliano Giuliani. Ci rivediamo tra pochissimi minuti per il secondo tempo di questa importante gara. A tra pochissimo.
Eccoci ben ricollegati al Palasport Giuliano Tori per la quinta di campionato di Serie A1. Sarzana Valdagno sta per ricominciare il secondo tempo. Siamo sul punteggio, sul vantaggio netto degli ospiti di stasera, del Valdagno. Siamo sul 5-1 dopo che il Sarzana aveva aperto le danze con Xavi Rubio. È arrivato il rimontone e poi la goleada del Valdagno, che in questo inizio stagione è devastante. Ma andiamo a dare una rapida occhiata agli altri risultati di questa sera di Serie A1. Questa sera in contemporanea le altre partite di questa sera in contemporanea, che vedono giocare il Follonica contro il Forte dei Marmi, che al secondo tempo vede un 4-0 per il Follonica. Si riconfermerebbe l'esito della Supercoppa Italia. Sandrigo Lodi siamo sull'1-3, Monza Grosseto 2-2, CGC Viareggio ha appena ritrovato il pareggio del Trissino 2-2, infatti stavamo sul 2-1 per il Viareggio. Tanto le squadre sono rischierate in pista. Valdagno che riapre le danze con il quintetto iniziale, quindi Bovo in porta, poi davanti a lui Capitan Giuliani, Di Qui Giovanni, Sanchez e Borregan. Sarzana che vede schierati Corona, Rubio, Borsi, Illuzzi e sembrerebbe De Rinaldis. Sì, confermo Francesco De Rinaldis. Ok, Sarzana che riaprirà le danze con possesso palla in questa metacampo. Da questa metacampo. Ecco Xavi Rubio sulla pallina. Da attendere Borsi. Vediamo se sarà il capitano a ricevere pallina. Invece è Illuzzi. Il tiro subito di Illuzzi. Prende in pieno il pattino di Rubio. Non riesce a trovare la deviazione per la doppietta, lo spagnolo. Può ripartire allora il Valdagno con Di Qui Giovanni, facilitato da Rubio, ma ben recuperata la pallina dal Sarzana. Borsi scambia con Illuzzi. Di nuovo Borsi. Ritorna da Illuzzi. Borsi. Ora Rubio. Ancora il capitano Borsi. Poco spazio però per creare gioco. Si torna da Illuzzi che finta il tiro di rovescio. Eccolo che arriva il tiro. Tenta la deviazione qua De Rinaldis, ma stoppa bene Bovo. Sarà quindi ingaggio a 2. Ingaggio a 2 tra Sanchez e Rubio. Cerca di farsi vedere là in mezzo intanto De Rinaldis. Eccolo la pallina per De Rinaldis da parte di Rubio. Non riesce però ad arrivare a destinazione. Ecco che con l'aiuto di Corona il Sarzana riesce a ripartire. Rubio in avanti per Illuzzi, là in mezzo si fa vedere De Rinaldis, ma si torna da Borsi. In avanti per De Rinaldis. Rubio. Scambio con Illuzzi. Borsi. Buon gioco di Borsi che però non trova il tocco giusto per arrivare da De Rinaldis. Ripartenza allora del Valdagno. Sanchez tenta il tocco per arrivare da Giuliani, non riesce però a far arrivare a destinazione questa pallina. Allora Borregan. Scambio con Sanchez. Ancora Borregan. Si torna dal numero 10 Sanchez. Borregan là in mezzo. Gran passaggio di Sanchez. Riesce a trovare questa pallina geniale per Borregan, che nel 1 contro 1 non supera Corona. Nonostante questo il portiere commette fallo. Si ripartirà dal Valdagno, una posizione molto interessante. Sulla palla Giuliani, ecco che scambia con Borregan. Sfruttando la balaustra per arrivare da Sanchez, è velocissimo, Thiago Sanchez! Tiro potentissimo sul primo palo, non riesce però a trovare la porta
Ripartenza allora del Sarzana, Illuzzi scambia con Borsi. Ora Rubio, il taglio di Borsi. Ecco che riceve pallina il capitano, scambio di nuovo con Rubio, Illuzzi. Poche opportunità là davanti per Domenico Illuzzi. Si torna allora da Rubio. Illuzzi. Blocco di Rubio e opportunità per Illuzzi che esegue il tiro da lontanissimo. Si allarga però bene Giovanni Bovo. Ecco un'altra occasione per il Sarzana, ma De Rinaldis non riesce a stoppare bene. Riparte allora il Valdagno con Borregan, Sanchez, Giuliani. Taglio con Borregan, scambio con Sanchez, di qui Giovanni, ora Giuliani. Scusate, Borregan. Ancora Sanchez. Molto larga qui la difesa del Sarzana, va a rubare spazio al gioco offensivo del Valdagno. Sta palla geniale per Giuliani, Giuliani non riesce a concludere con un tiro netto, tanto qui non stoppa correttamente la pallina Corona. Ripartenza ora del Sarzana, Rubio, palla deviata da Bovo, finisce altissima. Può ripartire il Valdagno con Capitan Giuliani, scambio con Borregan. Borregan in qualche modo riesce a superare Rubio, allora scambio con Di Qui Giovanni, ora Giuliani. Blocca bene il suggerimento Rubio e De Rinaldis non riesce a buttarla dentro dopo il passaggio geniale di Illuzzi che lo manda da solo contro Bovo, ma De Rinaldis non riesce a trovare il tocco vincente. Ecco un'altra opportunità per il Sarzana, Rubio indietro per Borsi, Illuzzi, ancora Borsi. Sta palla buona per De Rinaldis, ma ora è mandato da solo contro il portiere Sanchez. Grande parata di Corona che salva il Sarzana da un potenziale 6-1 per il Valdagno. Rubio avanti per Illuzzi in qualche modo tenta di entrare in area ma non riesce a superare la difesa del Valdagno. Ripartenza ora del Sarzana, Borsi sbaglia qua il suggerimento per De Rinaldis, poi ripartire il Valdagno con Di Qui Giovanni, Sanchez scambio con Borregan, ancora Di Qui Giovanni dietro porta per Borregan, si torna dall'ultimo uomo qui Giuliani. Sempre molto larga la difesa del Sarzana, palla geniale qua di Giuliani in aria verso Borregan che però non riesce a colpire al volo. Spagnolo ora chiuso all'angolo, riesce però miracolosamente a uscire Borregan e far arrivare la palla di nuovo a Giuliani verso la metà campo. Ora Di Qui Giovanni, Borregan, Sanchez, scambio veloce con Giuliani dentro l'area, Di Qui Giovanni che tira al volo ma stoppa bene De Rinaldis, ancora però Di Qui Giovanni, scambio con Giuliani che tenta di tirare quasi da dietro porta. Ancora possesso palla del Valdagno, 10 secondi per terminare l'azione. Sanchez dentro l'area, Sanchez! Questa pallina che attraversa tutta l'area del Sarzana. Ora dall'altra parte i rossoneri, Illuzzi, Rubio. Il tiro di Rubio prende in pieno l'esterno della rete del Valdagno. Possesso palla però ancora del Sarzana, Illuzzi che trova questo tiro potente, non riesce però a indirizzarlo verso la porta. Fallo è commesso dal Valdagno. Si ripartirà dopo che saranno sistemate le condizioni del casco di Giovanni Bovo. Tanto doppia sostituzione dentro Ortiz al posto di De Rinaldis per il Sarzana, dentro Lazzarotto al posto di Giuliani per il Valdagno. Siamo quasi pronti a ripartire. Ecco qua Sarzana che può ripartire. Rubio dietro porta, tenta questo suggerimento in area verso Ortiz, ma la stecca di Bovo interrompe tutto. Un'altra opportunità e la palla questa volta per Illuzzi che trova effettivamente il tiro sul primo palo, copre bene Bovo. Ora Rubio per Ortiz che tira al volo ma non trova la porta. Riparte allora il Valdagno.
Lazzarotto. Sanchez scambia con Di Qui Giovanni, ora dietro per Sanchez, fastidito da Ortiz, riesce a mantenere il possesso palla Thiago Sanchez. Lazzarotto, il tiro di Lazzarotto, più che altro un passaggio, un suggerimento verso Sanchez che la fa tornare direttamente al mittente. Lazzarotto sbaglia il suggerimento in avanti. Lazzarotto, contropiede del Sarzana. Illuzzi scambia con Rubio. Illuzzi, sta palla alta alla ricerca del tocco al volo per Ortiz, che però non riesce a trovare i tempi giusti. Intanto appena chiamato il primo time out di questo secondo tempo, chiamato dalla panchina del Valdagno. Qui inquadrata la panchina di Mister Festa, vediamo il cambio per i rossoneri, rientra Cosimo Mattugini al posto di Domenico Illuzzi. Cambio anche per il Valdagno, vediamo che è rientrato Crocco. Sarzana che deve trovare al prima possibile la rete per riaprire la partita. 4 reti di scarto sono pesanti, ma non è impossibile per i minuti che rimangono. Tanto i risultati in diretta delle altre partite, il Forte dei Marmi ha trovato la rete del 4-1. Monza Grosseto sul 3-3, Sandrigo Lodi sempre sul 3-1 per il Lodi. Viareggio Trissino sempre sul 2-2. Suona la sirena, intanto si potrà ripartire non appena saranno pronti anche i portieri delle due squadre. Si ripartirà dal possesso palla del Valdagno, dal suo limite dell'area praticamente. Con la pallina Lazzarotto. Torno a lui, si fanno ben vedere Sanchez e Crocco. Altissimo il pressing del Sarzana a tutto campo qui. Ortiz e Rubio. Ecco che siamo ripartiti, pallina per Lazzarotto. Solo lui il pressing di Xavi Rubio. Con una mano gestisce questa pallina Lazzarotto, non trova però spiragli da davanti, torna allora da Sanchez, prende velocità Sanchez, in scivolata praticamente Ortiz nel fermare Thiago Sanchez. Riesce a recuperare la pallina a Rubio intercettando bene il passaggio, poi però il suggerimento per Borsi che non trova la buona risposta del capitano. Recupera bene la pallina il Valdagno, quindi ecco però che può ripartire il Sarzana con Rubio. Borsi, da posizione molto defilata tira Davide Borsi, copre bene il primo palo Giovanni Bovo. Ora Lazzarotto, Di Qui Giovanni, torna da Lazzarotto in avanti per Crocco. Scambio con Lazzarotto, sta pallina in avanti, tenta di stoppare Borsi ma non riesce a far altro che sporcarla e Valdagno riesce comunque a mantenere il possesso. Di Qui Giovanni, pressato da Borsi, riesce a mantenere il possesso palla qui, classe 2004. Ecco però che Crocco non riesce nello stesso conclusione. Ecco che c'è l'ingaggio a 2 dopo questa conclusione di Ortiz da posizione molto lontana. L'ingaggio a 2 è già battuto da Lazzarotto. Scambio con Sanchez, tentativo di superare Borsi. Sanchez però rimane ultimo uomo. Scambio con Di Qui Lorenzo. Crocco, Lazzarotto in avanti per Sanchez ma ci mette il pattino Borsi e può far ripartire i suoi. In avanti per Rubio, questa pallina però non si intendono i due giocatori. Con la pallina ora Sanchez invita i compagni alla calma, alla tranquillità. Un vantaggio largo che va gestito con la calma per durare tutti i 16 minuti che restano da giocare. Tanto ha recuperato la pallina Ortiz, scambia con Borsi, avanti per Mattugini. Ortiz, possibilità di tiro per Ortiz ma sceglie il passaggio verso Borsi.
che non riesce però a stoppare bene il contropiede ora del Valdagno. Crocco, rovescio potente qua di Nicolò Crocco, non trova però la porta. Dall'altra parte il Sardana con Ortiz, il tiro al volo di Rubio, trova un palo clamoroso, nulla di fatto per il Sardana. Ora Borsi, scambia con Rubio, blocco di Borsi, in qualche modo Rubio riesce a mantenere il possesso, all'indietro per Ortiz, scambia con Borsi, ancora Rubio, dietro la porta. Rubio non ha molte alternative, chiama lo schema ma i suoi non riescono a trovare lo movimento giusto. Ecco il tiro di Ortiz e la respinta di Rubio, ma nulla di fatto. Copre bene ancora una volta Bovo, con una possibilità per il Sardana. Ortiz che cade da dentro l'area, ma è tutto regolare per l'arbitro. Contropiede del Valdagno, Sanchez fa tutto il giro del dietroporta sarzanese, poi scambia con Crocco. Ora Di Qui Giovanni, Crocco in avanti ancora per Di Qui Giovanni, chiuso all'angolo, però Di Qui Giovanni riesce a trovare la pallina importante per Lazzarotto, non riesce a fare lo stesso il classe 2001. Allora riparte il Sardana. Rubio e Mattugini si gira ma dalla parte sbagliata, probabilmente si allarga decisamente troppo e non riesce a trovare la porta. Intanto il contropiede dall'altra parte di Qui Giovanni, che trova la paratona di Simone Corona. Contropiede ora del Sardana. Rubio per Borsi, il tiro di Borsi, stoppa bene Sanchez, riesce a gestire il contropiede Sanchez e la pallina entra. Fortunatissimo qua il Sardana. Sanchez che tira, forse esegue più un passaggio all'indietro e se la butta dentro Corona. La rete però è assegnata a Thiago Sanchez. La rivediamo. Qua tenta probabilmente più il suggerimento verso Lazzarotto che si stava inserendo in area. La pallina entra, se la butta dentro da solo praticamente Corona. Thiago Sanchez trova la rete numero 10. Numeri importanti, numeri da mal di testa qui. 10 gol nelle prime 5 partite per il classe 2004 Thiago Sanchez. È stato chiamato il time out dal Sardana, situazione che si complica ulteriormente per i rossoneri, che ora sono in svantaggio per 6-1. Già suonata la sirena che richiama le squadre in pista. Si ripartirà dopo quest'ultima rete di Thiago Sanchez. Tripletta personale questa sera. Valdagno che si riconferma un grandissimo attacco in questa stagione. Ripartenza del Sardana, già fermata la difesa valdagnese. Allora ripartenza del Valdagno con Borregan, cambio con Sanchez all'indietro per Giuliani, è velocissimo Giuliani. Ora scambio con Crocco in avanti per Sanchez, si torna dall'ultimo uomo qui Giuliani, cercano di farsi vedere i compagni di squadra. Ecco che riceve pallina Borregan, sta palla in avanti, ben tenta di raccoglierla Sanchez ma si intromette bene Borsi e interrompe l'azione. Ripartenza allora del Sardana con Borsi, scambio con De Rinaldis che non riesce a trovare il tocco giusto. Tanto vola a terra Sanchez e lamenta il colpo subito. Sembra che non sia niente di grave, però si sta già rialzando il giocatore. In ogni caso
non c'è il fallo del Sarzana, si ripartirà proprio dal possesso palla dei rossoneri. Sulla pallina Borsi, ecco lo scambio con Ortiz. Il Luzzi, ancora Ortiz, con il blocco di Luzzi può avanzare Facundo Ortiz, questa palla all'indietro però per Borsi, un po' imprecisa. Tira direttamente Borsi, ma la pallina finisce molto alta, addirittura sopra le teste dei giocatori. Si ripartirà dopo questa pallina alta per il Valdagno. Tanto appena sostituito per il Valdagno Sanchez, non si trova però d'accordo evidentemente con la scelta del tecnico. Appena sostituito da Lazzarotto. Ecco il contropiede del Sarzana velocissimo, che tiro potente di De Rinaldis. Contropiede veloce, tiro molto potente, troppo lontano però dalla porta. Nulla di fatto per i rossoneri. Chiuso all'angolo, intanto proprio è entrato Lazzarotto, ben recuperata la pallina dei rossoneri. Ortiz l'alza e schiaccia. Trova la buona risposta di Bovo. Ripartenza ora del Valdagno con Borregan che tenta di dribblare Corona, che però stoppa bene. Ripartenza ora del Sarzana. Borsi non riesce però a concludere con il tocco giusto. Ripartenza ora del Valdagno. Crocco tenta il gioco aereo per superare il Luzzi. Crocco, ripartenza del Sarzana. Ortiz con alza e schiaccia e vola a terra malamente dentro l'area. Qua Ortiz, tutto regolare però per i giudici di gara. Riparte da ultimo uomo il Luzzi, scambio in avanti verso De Rinaldis. Ora Borsi, Ortiz, scambio col capitano Borsi, ancora Ortiz, difesa schierata del Valdagno, concede veramente pochi spiragli. Eccolo lo spiraglio di Luzzi che trova effettivamente il tiro, rimane però centrale, nessun problema per Bovo. Recupera bene però Giuliani, ripartenza per il Valdagno. Crocco, ancora Giuliani, mezzo alle gambe per superare Borsi, alla fine però si incarta Giuliani. Ripartenza del Sarzana, un altro palo clamoroso, questa volta di Luzzi. Sfortunatissimo il Sarzana, un altro palo. Gestire la pallina ora De Rinaldis, in avanti per il Luzzi. Borsi, finta il tiro Borsi, poi avanza sulla fascia, infastidito dal rispettivo capitano. Poi Borregan per avanzare, ma recupera la pallina il Sarzana. De Rinaldis, il tiro, ma para bene Bovo, intanto si sposta alla porta, tenta la conclusione da dietro porta anche il Luzzi, ma stoppa bene Bovo. Porta intanto che è da sistemare fuori dalle linee, ecco che se ne occupa proprio Bovo. Si ripartirà da questo ingaggio a 2 dopo che Bovo avrà sistemato le condizioni del casco. Sulla pallina per l'ingaggio il Luzzi e Giuliani. Tanto i risultati in diretta delle altre partite vedono il Follonica sempre in vantaggio sul 4-1, Sandrigo in vantaggio per 4-2 con il Lodi, Monza in vantaggio sul Grosseto per 4-3 e CGC Viareggio incredibilmente in vantaggio sul Trissino per 4-3. Tanto qua a Sarzana siamo già ripartiti, il risultato ancora sul 6-1 per il Valdagno, il tiro di Rubio, poi la respinta di Luzzi, un'altra possibilità per De Rinaldis, ma ancora una volta niente di fatto per il Sarzana. Tantissime occasioni sprecate per il Sarzana, tanti pali, molto sfortunati i rossoneri questa sera, ma c'è da dire che il Valdagno è in estrema forma. Ecco con la pallina Piroli che scambia con Borregan, indietro per Lazzarotto. Giuliani, Piroli, il pressing di Luzzi che permette al Sarzana di recuperare pallina grazie anche al
fallo commesso dal Valdagno. Intanto la doppia sostituzione. Entra per la prima volta questa sera per il Sarzana Mirko Tognacca, classe 2005, al posto di De Rinaldis. Poi Luzzi con la pallina in alza e schiaccia, tenta di superare Lazzarotto, ma il difensore del Valdagno copre bene e permette ai vicentini di ripartire. Allora Sanchez, appena rientrato in pista, ecco che riceve pallina il portoghese Thiago Sanchez. La lotta di Sanchez e Illuzzi, il fallo è commesso però da Domenico Illuzzi. Già battuta la punizione dal Valdagno. Questa pallina di Sanchez per Piroli. La lotta tra Piroli e Illuzzi, si aggiunge anche Tognacca che raccoglie la pallina. Intanto Illuzzi e Piroli rimangono lì. Il gioco però è altrove, c'è Borsi, si fa vedere Tognacca. Eccolo Tognacca, peccato, non trova il tempo giusto per tirare. Si incarta sullo stop di questa pallina. Nulla di fatto per il Sarzana, che però prosegue il suo possesso palla. Illuzzi non riesce a trovare il tocco giusto. Ecco che riparte allora il Valdagno con Borregan, che tira direttamente da posizione molto defilata, direttamente sul primo palo. Para bene Simone Corona. Ripartenza quindi del Sarzana. Illuzzi in avanti, il tiro col tentativo di deviazione di Tognacca. La pallina va direttamente in porta, però ancora una volta la parata di Giovanni Bovo. Ora Tognacca, scambio con Rubio, dietro porta per Illuzzi, alza e schiaccia Illuzzi, un'altra occasione per Illuzzi, fallo però è commesso proprio dal numero 9. Si riparte allora dal Valdagno. Sanchez, scambio con Lazzarotto dentro l'area. Lazzarotto era dietro la porta, inseguito da Tognacca. Questa palla in diagonale all'indietro verso Borregan. Gestire pallina Borregan, perde però data la difesa di Ortiz. Palla in avanti ancora verso Illuzzi, che non riesce a concludere questa altra buona occasione. In caso il possesso palla è del Sarzana. Ecco che è già ripartita la formazione rossonera. Ortiz, Illuzzi, questa palla in mezzo verso Tognacca, che però non riesce a concludere coi tempi giusti. 6 minuti e mezzo al termine dell'incontro, siamo ancora sul 6-1. Sarzana che ci sta provando con tutte le sue forze, non riesce però a trovare i spiragli giusti per concludere a rete. Tanto ingaggio a 2. Ortiz e Borregan che mandano questa pallina un po' alta. Si dovrà ripartire dal possesso palla del Sarzana, evidentemente. La pallina Tognacca che scambia con Ortiz. Poco spazio là davanti per Ortiz, allora si torna da Illuzzi. Velocissimo Illuzzi in mezzo a 3, cerca l'inserimento, riesce a mantenere possesso palla nonostante gli spintoni. Alla fine viene sopraffatto Domenico Illuzzi e ripartenza del Valdagno. Lazzarotto già fermato però da Rubio. Ora Ortiz, Illuzzi mantiene il possesso palla, ora pallina per Ortiz, questa palla in mezzo per Tognacca che trova il tiro al volo, non riesce però a indirizzare verso la porta. Qua è l'alza e schiaccia, buono per Ortiz, tenta di concludere da quella buona posizione, non riesce però l'argentino. Ripartenza del Valdagno già fermata qua da Illuzzi che tenta lo scatto sulla fascia. Illuzzi non riesce a concludere a rete. Illuzzi, un'altra possibilità ora per il Sarzana, c'è Ortiz con la pallina, scambio con Domenico Illuzzi. Gran gesto tecnico di Illuzzi che riesce
magicamente a mantenere il possesso palla. All'indietro per Ortiz che subisce un duro colpo e rotola a terra. Facundo Ortiz, chiamato il sesto fallo di squadra commesso dal Valdagno e chiamato proprio ora il terzo time out di questo secondo tempo, chiamato dalla panchina del Valdagno. Valdagno che è già rischiarato in pista, si attende solo il portiere Sardana che ancora a sentire le indicazioni di mister Festa. Tanto i risultati in diretta delle altre partite, vediamo che è terminata la gara tra Sandrigo e Lodi, 4-2 per i lodigiani. Polonica che si è portato invece sul 5-1 sul Forte dei Marmi. CGC Viareggio ancora sul 4-3 col Trissino, Monza Grosseto 4-4. Qui a Sardana siamo già ripartiti, grande occasione del Sardana, tiro da molto lontano in realtà per Ortiz, non riesce a infastidire Bovo. Ecco un'altra occasione, il tiro al volo di Mattugini, che potenza questo tiro, ma copre bene il palo Giovanni Bovo. Può ripartire il Valdagno, cerca di sfruttare la balaustra qua Borregan per arrivare là davanti da Piroli, è sfortunato qua però sul rimbalzo lo spagnolo. Recupera bene pallina allora il Sardana, là davanti si fanno vedere Mattugini e Tognacca, ma il passaggio di Ortiz è impreciso, riesce a recuperare il Valdagno, come non detto, già recuperata la pallina da De Rinaldis, mandato là davanti Tognacca, clamoroso palo, questo tiro di taglio praticamente di Mirko Tognacca, trova in pieno l'incrocio dei pali, sfortunato ancora una volta l'Hockey Sardana, ha preso veramente tantissimi pali stasera. Con il possesso palla ora Thiago Sanchez, in mezzo a tre si destreggia il portoghese, poi fa arrivare questa pallina verso Giuliana Giuliani che non trova i tempi giusti per raggiungere il suggerimento. Ecco però che la pallina torna proprio dal capitano argentino all'indietro verso Sanchez, a interrompere però c'è Mirko Tognacca, infastidito da due difensori del Valdagno. Alla fine la vincono i vicentini. Giuliani scambia con Sanchez, ora Piroli in avanti per Giuliani, scambio in diagonale ora per Borregan, 3 minuti e un quarto al termine dell'incontro. Borregan, suggerimento per Piroli, ancora Borregan che in qualche modo destreggia e gestisce questa pallina aerea. Piroli, gran dribbling di Piroli che supera Ortiz, però c'è ancora il pressing di Mattugini. Si ripartirà dopo questo fallo commesso dal Valdagno, ma soprattutto dopo questo ulteriore time out, il numero 4 di questo secondo tempo, numero 9 dell'intera partita, stavolta chiamato dall'Hockey Sardana. Una partita che, come diceva mister Festa, si è rivelata essere sicuramente molto fisica. Valdagno che sicuramente ha messo sotto pressione in maniera importante i rossoneri. C'è da dire che entrambe le squadre hanno eseguito tanti cambi durante l'arco di tutta la partita. Ecco i risultati in diretta, terminata anche Monza Grosseto, un 4-4, sicuramente una partita interessante. 6-1 invece Follonica contro Forte dei Marmi, risultato che corrisponde a quello di stasera al Palatori. CGC Viareggio ancora sul 4-3 contro il Trissino, un risultato che avrebbe certamente dell'incredibile. Tanto si potrà ripartire questo possesso palla del Sardana.
Ecco già battuto da De Rinaldis sulla pallina Ortiz. Blocco di Tognacca, può progredire Ortiz. Pallina deviata che termina altissima, rimbalza addirittura sul soffitto del palazzetto. Deviazione commessa dal Valdagno, si ripartirà allora dal possesso palla rosso-nero. Mattugini per Ortiz, all'indietro per l'ultimo uomo De Rinaldis, la finta di corpo di De Rinaldis, il tiro va ben stoppato da Giuliani, ripartenza velocissima del Valdagno, tiro potente di Borregan, però c'è a rispondervi la buona parata di Corona. Possesso palla ancora del Valdagno, ultimi 2 minuti e mezzo di gioco. Piroli, scambio con Sanchez in 2 per interrompere il possesso palla, ma Sanchez riesce a mantenere bene, scambio con Piroli, ma scadono i 5 secondi, già battuta la punizione per il Sarzana. Tognacca scambia con Ortiz, fa vedere da davanti intanto Mattugini, eccolo Tognacca da ultimo uomo, scambio con De Rinaldis, anche Tognacca si aggiunge agli uomini in mezzo all'area, tutti a coprire la visuale di Bovo, il tiro di De Rinaldis, ma c'è la deviazione, pallina che finisce molto alta, molto lontana dalla porta. Può ripartire allora il Valdagno, meno di 2 minuti al termine. Tognacca non riesce a mantenere il possesso palla, ma eccolo che però ruba pallina Piroli. Gioco del Sarzana che però non riesce a superare la metà campo entro i 5 secondi. Si ripartirà allora dal Valdagno. Valdagno che rischiera in pista Di Qui Giovanni al suo posto, che entra proprio al posto di Sanchez. Giuliani, scambio con Di Qui Giovanni al volo praticamente per Borregan, si torna via Di Qui Giovanni. Piroli che sbaglia il suggerimento, il Sarzana non riesce però a creare un contropiede efficace contro questo Valdagno. 1 minuto e un quarto al termine dell'incontro. Di Qui Giovanni pressato da De Rinaldis e Mattugini, palla indietro per Borregan, ancora più indietro ora per Piroli. Pressing di Ortiz, inefficace però per il gioco del Valdagno. Giuliano Giuliani sulla fascia destra, ultimo minuto di gioco. Giuliano Giuliani deve solo tenerla là davanti, però sceglie di mandarla all'indietro verso Di Qui Giovanni, interrompe bene De Rinaldis, tenta la conclusione da lontanissimo De Rinaldis, potente, non riesce a trovare la rete, il contropiede del Valdagno. Di Qui Giovanni alla ricerca della tripletta personale, non riesce però a superare Corona. Ultimi 30 secondi di gioco. Ortiz per De Rinaldis, un'altra occasione, un altro nulla di fatto. Difesa molto chiusa ora del Valdagno, non vogliono concedere altre reti. Mattugini dietro porta, tenta l'alza e schiaccia Mattugini, ma nulla di fatto. Borregan, sembra che le squadre siano d'accordo. Partita che termina effettivamente sul 6-1 per il Valdagno, triplice fischio dell'arbitro. Continua la serie positiva per il Valdagno che si porta a 13 punti in classifica. Sarzana che rimane fermo a 4 punti. 6-1 il risultato finale. Certamente è mancato qualcosa ai rossoneri. Valdagno che si conferma essere una squadra veramente temibile quest'anno, con un attacco veramente importante, 6 reti anche questa sera. Valdagno che vedrà la prossima gara che si svolgerà mercoledì 13 in casa contro il Sandrigo. Sarzana che dovrà invece andare ad affrontare fuori casa il Trissino, che questa sera si è appena portato sul 5-4 con il Viareggio. Partita sicuramente dagli sviluppi ancora tutti da seguire, ma qui dal Palasport Giuliano Tori è tutto. Grazie per averci seguiti, grazie per essere stati con noi. Un saluto da Lorenzo Benè e ci vediamo alla prossima.